E allora qua siamo tra tanti amici, qua siamo alla Casa del Glicine, che è stata, diciamo, forse uno dei punti di partenza del trio Claudia Com, formato appunto da ormai spasmosissimi Sandro Varagnolo, Emilio Pregnorato e Roberto Doria, che avevano già fatto parlare di sé ancora l'anno scorso, se non sbaglio, con l'opera, quella, com'era, la casa del crimine, no? Giusto, la scena del crimine, scusate, ormai. Ecco, però dopo di questo seguito c'è stata appunto l'opera Inondante, che ha fatto veramente un successo enorme, strepitoso, praticamente siete andati a finire ovunque, praticamente non so dove non siete stati citati. E adesso appunto stiamo parlando di questo quadro che anche questo sta prendendo in largo. Qua abbiamo l'amico Franco Fabris, che ha partecipato in maniera attiva, perché ha seguito tutta la parte, ha definito questo quadro in un quadro letterario con la tua critica, ma anche con un tema poetico, se non sbaglio. Sì. Io non l'ho letta, devo essere sincero, ho dato una scorsa, ma mi sembra comunque un bel lavoro veramente. Adesso siamo qui, sappiamo che adesso ci sono programmati altri tour e gradiremo sapere da te qualcosa di maniera un po' più, diciamo, letteraria. Sì, diciamo allora che a corredo dell'installazione artistica presente qui in Canal Vena è stato elaborato anche questo libretto proprio Inondante, con la collaborazione anche della collega, la professoressa Cristina Papalardo, in cui all'interno ci sono degli interventi letterari che riguardano proprio la figura di Dante, e soprattutto vi è la spiegazione di questo dipinto. Qui vediamo proprio Beatrice che scende agli inferi, così come è descritto nel secondo canto dell'Inferno. Vediamo allora nella parte alta del dipinto c'è una luce forte che rappresenterebbe il paradiso, che è il luogo da cui proviene Beatrice. Beatrice in questo momento si trova nell'emisfero delle acque, perché nell'universo dantesco, appunto tra il paradiso, la montagna del Purgatorio e l'inferno, dove Beatrice si sta recando, si trova proprio l'emisfero delle acque. In questo momento vediamo proprio Beatrice che si sta avvicinando all'inferno, lo si capisce dal colore, che è un colore rosso amaranto, che è il riflesso del colore tipico dell'inferno, che è il colore rosso, e dalle prime mani. Queste braccia, proprio queste mani, queste braccia, sono quelle dei dannati che cercano di toccare, di sfiorare Beatrice, che in questo momento proprio rappresenta per loro l'estrema e unica via di salvezza, perché Beatrice rappresenta la grazia divina. Tra altre cose, oltre alle braccia qui presenti in primo piano, sullo sfondo vediamo anche dei lettori rossastri che sarebbero lettori della città di Dite, che proprio della città di Dite, la città di Dite, sono dei lettori rossastri che proprio è collocata all'interno dell'inferno. Beh, che dire, mi sembra veramente, visto che c'era anche i 700 anni di Dante, se non sbaglio sono 700, un'opera che purtroppo non è chiaro che non si può conoscere tutta la Divina Commedia, che un po' è una cosa abbastanza, però di qualche canto sarebbe opportuno che un po' tutti, anche perché Dante è il padre della lingua italiana, e ancora oggi purtroppo diciamo che c'è una fascia della popolazione che proprio non sa neanche cosa sia. Per altre cose, è l'unico autore che noi chiamiamo per nome Dante, e che di solito chi è che si chiama per nome? Si chiama per nome per le persone con cui si ha un rapporto diretto, quasi un rapporto di amicizia. Cioè tutti quanti lo chiamano per nome, però come dici tu Andrea, magari più di qualcuno ancora non lo conosce. Tra le altre cose, per interno di questo libretto compare una poesia che abbiamo scritto a 4 mani con la professoressa Cristina Papalardo, in cui abbiamo immaginato come le anime si possono rivolgere oggi al sommo poeta per chiedere proprio la salvezza divina. Bene, io dico che questo iter qua del trio Claudia Com è iniziato in una certa maniera, ormai il percorso è diventato lungo, ma mi sembra che la strada si sta facendo sempre più lunga, e mi sembra che i presupposti per un buon risultato come c'è stato fino adesso, sicuramente poi anche col tuo contributo, sicuramente non voglio fare tante diciamo come dire ruffianamenti, diciamola così in dialetto, ma mi sembra veramente che a questo trio di qualità si sia aggiunto ancora un incremento di spessore e di qualità letteraria, e ti ringraziamo per questo. Grazie a voi.